Buongiorno da Sicilia 24, ecco i titoli di oggi. Quasi 700.000 euro in contanti lanciati in mare nel tentativo di farli sparire. È il giallo scoperto al largo di Casuzze nel Ragusano. Un motoscafo in avaria e il comportamento sospetto degli occupanti hanno fatto scattare l'indagine della procura. Catania è arrestata un agente di polizia penitenziaria per il furto di una mitragliatrice dal carcere di Bicocca. Le indagini svelano un presunto giro di droga con i figli, sequestrate armi e fermato anche il presunto fornitore. Migliaia di scooter elettrici venduti come biciclette a pedalata assistita ma privi dei requisiti di legge. Scatta il sequestro in tutta Italia. La Guardia di Finanza di Palermo blocca i mezzi ritenuti irregolari e pericolosi. Nel mirino un imprenditore palermitano e una società. Il risveglio dell'Etna dall'1 della scorsa notte è in corso attività stromboliana, fontane di lava e una nube alta 7 chilometri. Al momento resta operativo l'aeroporto di Catania. Continua davanti all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela la protesta del sindaco Terenziano Di Stefano, che ha trasferito gli uffici comunali in un gazebo per chiedere risposte sulla sanità. Oltre 1000 firme raccolte in un giorno a sostegno della mobilitazione. La scienza conferma il valore dei legami sociali per il benessere psicofisico. Nella giornata mondiale dell'amicizia, storie e curiosità su un sentimento capace di accompagnarci tutta la vita. Calcio, pubblicato il calendario della nuova stagione di Serie C. Il Catania debutta al Massimino contro l'Inter Under 23. Gli etnei affronteranno Monopoli, Cosenza e Scafatese con le sfide più attese contro Salernitana e Bari a novembre. Serie B finisce con il pari, l'ultima amichevole del Palermo, in ritiro in gol Edouaron e il progetto di riqualificazione dello stadio all'esame del Consiglio Comunale. Bentrovati e apriamo il nostro telegiornale con una storia davvero singolare che appunto racconta di quasi 700.000 euro che sono stati gettati in mare alla vista della Guardia Costiera. È un vero e proprio giallo che si è consumato nelle acque del Ragusano, dove un motoscafo in avaria, prima di essere raggiunto naturalmente dai soccorsi, ha pensato bene di disfarsi di questi pacchetti di denaro poi raccolti dalla gente, ma ci racconta tutto Desiree Ferlito. Più di $500.000 lanciati in mare nel disperato tentativo di farli sparire. È il mistero che si è consumato davanti alla costa di Casuzze, frazione marinara di Santa Croce Camerina, dove un normale intervento di soccorso si è trasformato in un'indagine della magistratura. Tutto inizia con un motoscafo fermo al largo. L'imbarcazione, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe rimasta in avaria probabilmente per aver esaurito il carburante. A destare sospetti però è il comportamento degli occupanti. Nessuna richiesta di aiuto nonostante le difficoltà. 2 persone riescono a raggiungere autonomamente la riva, mentre un'altra resta a bordo. Sono alcuni passanti a dare l'allarme. Sul posto interviene una motovedetta della Guardia Costiera ed è proprio all'arrivo dei militari che la situazione prende una piega inattesa. Dal motoscafo vengono gettati in acqua diversi plichi sigillati, al loro interno una somma impressionante, quasi 700.000 euro in contanti. Il denaro viene recuperato rapidamente dai militari della Guardia Costiera, con il prezioso aiuto di alcuni bagnanti che assistono alla scena. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire l'origine del denaro e il motivo del tentativo di disfarsene. Tra le ipotesi al vaglio anche quella che il motoscafo provenisse da Malta. La procura di Ragusa ha aperto un fascicolo d'inchiesta per fare piena luce sulla vicenda. A Catania la polizia indaga sul furto di una mitraglietta dal carcere e si scopre così un giro di droga. Lorena Dolci. Una scala per trovare il nascondiglio perfetto nei pressi dell'abitazione. Dentro questo fagotto c'è una mitragliatrice rubata dal carcere di Bicocca a Catania 2 anni fa. Per quel furto è stata arrestata una donna, un agente di polizia penitenziaria. Ma le indagini della polizia sono andate avanti, scoprendo un giro di spaccio di droga gestito dalla donna e da 2 dei suoi figli. Uno già arrestato perché l'arma rubata era un regalo proprio per lui. L'altro figlio, anche lui finito in manette
carcere perché trovato in possesso di una pistola. Una passione di famiglia quella delle armi, tanto da essere ostentate anche sui social. Ecco alcune foto che ritraggono alcuni componenti del nucleo familiare mentre imbracciano delle armi comuni e la stessa pistola mitragliatrice sottratta. Arrestato anche un uomo ritenuto il fornitore della droga. Una donna di 57 anni è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania con ustioni di secondo e terzo grado sul 50% del corpo. La donna, che sarebbe rimasta vittima di un incidente domestico a Giarre, è stata soccorsa e trasferita a Catania con un elicottero del 118. Restiamo a Catania. Un agente della Polizia Municipale e un operatore dell'azienda dei trasporti pubblici AMTS sono stati aggrediti ieri pomeriggio in via di San Giuliano durante un'operazione di rimozione di veicoli. Entrambi sono finiti in ospedale. L'aggressore è stato bloccato e denunciato. I sindacati chiedono al Comune misure urgenti per la sicurezza del personale, minacciando in caso contrario la sospensione del servizio di applicazione delle ganasce. Il sindaco trantino intanto e l'assessore alla polizia locale Grasso in una nota hanno espresso ferma condanna e piena vicinanza ai feriti. Motorini elettrici venduti come bici con pedalata assistita, scatta il blitz in Italia, l'operazione della Guardia di Finanza di Palermo. Ci dice tutto Marco Gullà. Nelle città, soprattutto in Sicilia, ne circolano migliaia, mezzi che vengono utilizzati spesso in violazione del codice della strada e che in molti casi sono in realtà scooter elettrici commercializzati come semplici biciclette a pedalata assistita. Adesso però è arrivato un primo importante stop al fenomeno. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, su delega della Procura della Repubblica di Palmi, hanno eseguito un provvedimento di sequestro su tutto il territorio nazionale di un ingente quantitativo di questi veicoli. Secondo le Fiamme Gialle venivano venduti come biciclette elettriche a pedalata assistita, ma erano privi dei requisiti previsti dalla normativa europea, non conformi alla marcatura CE e quindi potenzialmente pericolosi sia per la sicurezza stradale sia per la salute dei consumatori. Si tratta di mezzi che una volta messi sul mercato vengono spesso modificati per aumentarne le prestazioni, trasformandosi di fatto in veri e propri scooter elettrici. Biciclette con potenza superiore o con la possibilità di accelerare e camminare senza utilizzare i pedali, benché presenti nella struttura, non possono circolare ai sensi del codice della strada sul territorio nazionale, sulle strade del territorio nazionale. Veicoli che finiscono frequentemente nelle mani di ragazzi giovanissimi, ma anche di persone prive della patente. L'assenza di targa, inoltre, li rende difficilmente identificabili e, secondo gli inquirenti, in alcuni casi vengono utilizzati anche per la commissione di reati. Nell'ambito del procedimento sono indagati un imprenditore palermitano e una società per i reati di frode in commercio e falso in atto pubblico. A Catania intanto c'è stata oggi un'offensiva della Polizia Municipale e dei Carabinieri proprio contro le numerose bici a pedalata assistita trasformate in scooter che molto spesso mettono a rischio l'incolumità dei pedoni nel centro storico. Tonino De Mana. Nel furgone che vedete sono stati caricati una decina di scooter che verranno adesso sequestrati e confiscati. Bici a pedalata assistita spacciate per veri e propri scooter sprovvisti di libretto di circolazione e targa. A Catania scatta l'offensiva della Polizia Municipale e dei Carabinieri per debellare un fenomeno che mette a rischio anche l'incolumità dei pedoni. Non a caso l'operazione si è concentrata nella centralissima via Etnea con squadre di motociclisti pronte ad intercettare i trasgressori. Questi sono mezzi che è impossibile controllare in quanto non sono targati, vengono utilizzati per qualsiasi esigenza anche illecita, sono un fattore di disturbo non indifferente soprattutto sulle isole pedonali. Questi sfrecciano anche a più di 30 all'ora, anche 50 all'ora in mezzo ai pedoni. Viaggio finito e mezzi posizionati uno accanto all'altro sul furgone con destinazione deposito alla zona industriale. Constatiamo che si tratta nel 99% dei casi di biciclette addirittura senza trasmissione a catena, quindi non c'è nessuna propulsione umana e la potenza è data esclusivamente dall'accelerazione, dall'acceleratore. Questo comporta che si tratta di ciclomotori elettrici senza targa con tutto ciò che ne consegue. Contestato l'articolo 97 del codice della strada per la circolazione con velocipede a pedalata assistita che deve essere considerato ciclomotore senza certificato di circolazione. Sul carro attrezzi per il sequestro finalizzato alla confisca sono finiti anche
diversi mezzi di una ditta che si occupa del noleggio. Si fa prestare la moto da un amico per fare un giro, ma urta un'auto parcheggiata e precipita da un viadotto. Il ponte Macchia a Giarre. È morto così dopo un volo di 4 metri un giovane di 27 anni, Sebastiano Portogallo di Mascali. L'incidente è avvenuto la notte scorsa intorno all'1. Inutili i soccorsi. Voltiamo pagina. Dall'1 della notte scorsa è in corso un'eruzione sull'Etna che ha dato origine a un'attività stromboliana per alcune ore a fontane di lava. Come vedete in queste immagini fornite da Etna 3340 e girate a quota 2300 metri, è emerso anche un piccolo flusso di lava dal cratere Voragine diretto verso la Valle del Bove. Dal cratere si è innalzata una nube vulcanica alta 7 chilometri con ricaduta di cenere a Bronte, ma che al momento non impatta sull'operatività dell'aeroporto Bellini di Catania. Dalle 10 il tremore vulcanico che indica l'intensità è in diminuzione pur mantenendosi nella fascia dei valori alti. Pfizer cancella 60 anni di storia in nome del profitto e decide di abbandonare Catania, scelta che ignora ogni responsabilità sociale, con quasi 400 famiglie lasciate a breve sul lastrico e altre in futuro. Durissimi sindacati dopo l'incontro alla Regione a Palermo. Adelaide Barbagallo. La doccia fredda arriva da Palermo e gela le speranze dei lavoratori. Pfizer ha deciso di abbandonare Catania e a licenziare nell'immediato 370 persone. Il verdetto della terza commissione dell'Assemblea regionale siciliana non lascia spazio a dubbi. I sindacati confederali in una nota lo dicono a chiare lettere. La multinazionale del farmaco non ha alcuna volontà di riconversione produttiva ed è intenzionata a vendere lo stabilimento. Durissima la nota firmata CGIL, CISL, UIL e UGL. 60 anni di storia e di lavoro vengono cancellati in nome del profitto. Oggi sacrificano 370 famiglie, ma il futuro sarà nero anche per chi resta. Nell'immediato è stata annunciata la chiusura di 2 linee di produzione e di un intero reparto. Una scelta gravissima che ignora ogni responsabilità sociale. Preoccupa anche la volontà della cessione del sito. Pfizer è intenzionata a cedere questo sito ad un soggetto non farmaceutico. Catania ha bisogno della farmaceutica e non di soggetti collaterali che non potrebbero mai portare avanti la vocazione dello stabilimento. In pratica, dopo la pandemia e la produzione di vaccini con cui il colosso della farmaceutica ha fatto affari d'oro, la Pfizer vuol cambiare pelle, investendo solo sulle biotecnologie, ma non a Catania. La protesta non si ferma davanti all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, infatti prosegue il presidio permanente del sindaco Di Stefano e dell'amministrazione comunale. In appena 24 ore sono già oltre 1000 le firme raccolte a sostegno. Al presidio questa mattina è arrivato anche il vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, Nuccio Di Paola, insieme agli attivisti del Movimento 5 Stelle che ha fatto tappa a Gela con la campagna Sanità per Tutti. Sentiamo. Prosegue davanti all'ospedale Vittorio Emanuele la protesta del sindaco Terenziano Di Stefano che ha trasferito simbolicamente gli uffici comunali in un gazebo allestito davanti al presidio sanitario. Una mobilitazione che continua a raccogliere consenso tra i cittadini. In un solo giorno sono oltre 1000 le firme a sostegno della battaglia per il diritto alla salute. Una protesta che affonda le radici in criticità ormai storiche, carenza di personale, reparti in sofferenza, servizi ridimensionati e un pronto soccorso alle prese con una pressione costante. A rendere ancora più acceso il confronto con la regione è anche il futuro del nuovo ospedale di Ponte Olivo, i cui fondi sarebbero stati riallocati. Al presidio di questa mattina è arrivato anche il vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana Nuccio Di Paola, insieme ai parlamentari e agli attivisti del Movimento 5 Stelle, che hanno fatto tappa a Gela con la campagna Sanità per Tutti, per rilanciare una proposta di riforma del sistema. Le 9 ASP devono essere eliminati, basta con la sanità che viene suddivisa per collegi elettorali, che viene suddivisa per logiche provinciali. Sono logiche oramai vecchie. Noi invece portiamo un altro modello, che è un modello che già esiste in altre regioni. La sanità deve essere regionale e deve essere gestita in rete. Gela deve collegarsi con le strutture sanitarie che possono essere limitrofe alla nostra città. La protesta intanto continua, il gazebo resta davanti all'ospedale. Il messaggio lanciato da amministrazione comunale, cittadini e forze politiche è chiaro: senza risposte concrete su personale, servizi e investimenti, la mobilitazione andrà avanti. E diventa una norma omnibus, l'ultimo stralcio della finanziaria regionale. La legge è stata approvata ieri sera, prevede soldi per l'emergenza incendi, per il caro voli, per la disabilità e lo sblocco delle assunzioni all'AST e alla SEUS 118. Manlio Viola.
Bonus regionale contro il caro voli prorogato fino al novembre, almeno si spera, ma anche sblocco delle assunzioni in 2 partecipate in vista delle sostituzioni ferie e di un'estate di esigenze. Il tutto senza dimenticare l'emergenza incendi. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato probabilmente l'ultima legge dell'estate. Si tratta di uno degli stralci della finanziaria di dicembre scorso, diventata però una legge omnibus per far fronte immediatamente a tutte le emergenze. Così nella norma sono stati inseriti 45 milioni di euro di spesa aggiuntiva, 8 serviranno per prorogare il bonus contro il caro voli, che è così coperto fino al prossimo mese di novembre, mentre 25 vengono destinati all'emergenza incendi, 10 per i ristori alle imprese agricole che hanno visto devastate le colture dal fuoco, 15 per gli interventi di protezione civile. Sugli incendi poi l'ARS varerà una commissione speciale d'inchiesta per vederci chiaro sulle cause, sull'impatto dei piromani e sulle strategie di prevenzione messe in campo fino ad ora. Infine l'atteso sblocco delle assunzioni. Dopo lo stop imposto da una precedente norma fino alle elezioni, ieri sera l'ARS ha deciso una deroga per consentire alla Seus 118 di reclutare personale necessario sulle ambulanze in estate, battaglia invece sulle assunzioni all'AST, l'azienda regionale dei trasporti su gomma, ma alla fine anche questo emendamento è stato approvato. Ancora 8 milioni sono stati stanziati per la disabilità, 3 per l'assistenza all'autonomia dei bambini speciali nelle scuole a partire da settembre. Il Parlamento terrà 2 sedute la prossima settimana adesso e forse un'ultima l'11 agosto, ma in calendario ci sono soltanto interrogazioni e interpellanze. La riapertura è prevista dal 1° settembre. Adesso c'è una pausa, torniamo tra poco per mostrarvi una situazione di edificio pericolante della quale vi avevamo già parlato a Catania, ma che lunedì sarà abbattuto. Torniamo tra poco. A Catania, dopo il crollo di Calcinaci, si accelerano le procedure per l'abbattimento dell'edificio pericolante ad angolo tra le vie Grottamagna e Plebiscito. Lunedì l'aggiudicazione dei lavori per l'abbattimento. Tonino De Mana. Chiediamo un intervento immediato dell'amministrazione comunale, qui non si può più aspettare. Dopo il crollo di Calcinaci di ieri pomeriggio, le numerose segnalazioni di pericolo, le relazioni dei vigili del fuoco, l'esasperazione dei residenti di via Grottamagna e i nostri servizi denuncia, sembra la volta buona per l'abbattimento dell'edificio pericolante di via Plebiscito 635 del quartiere Antico Corso Cappuccini. Il grido d'allarme del consigliere della prima municipalità Buio trova riscontro in un provvedimento del comune di Catania che in mattinata ha comunicato l'aggiudicazione dei lavori di demolizione, costo 217.000 euro. Considerata l'urgenza ed il pericolo, i lavori inizieranno immediatamente, quindi a partire dalla prossima settimana, con un piano tecnico di demolizione controllata e messa in sicurezza della struttura. Le transenne che vedete limitano il transito sulla già confusionaria via Plebiscito, mentre il divieto di transito in via Grottamagna viene sistematicamente violato, con seri rischi per i pedoni che si avventurano sotto il palazzo. Non resta adesso che attendere l'inizio della prossima settimana per avviare le operazioni di abbattimento e per mettere la parola fine ad una storia che si trascina da quasi 30 anni. Avere amici fa bene alla salute, lo dice la scienza, ed oggi nella giornata mondiale che celebra l'amicizia abbiamo sentito cosa ne pensano i siciliani, tra amicizie che nascono quando si è piccoli e nuovi rapporti che si creano sui social. Francesco Aloi. Noi siamo amiche universitarie, non riusciamo a vederci neanche tanto, però riusciamo ad essere legate nonostante la distanza. Un essere umano può avere delle relazioni stabili con circa 150 persone, ma in fondo quanti amici realmente possiamo avere? C'è chi dice che le amicizie, quelle vere, si contano sulle dita di una mano. Pochi o tanti, comunque, l'importante è avere amici, anche perché fa bene alla salute, aiuta a vivere più a lungo, come la buona alimentazione e l'attività fisica. A dirlo è la scienza. Però deve essere un'amicizia reale. Come scegliere gli amici giusti? Beh, sicuramente dobbiamo avere più o meno gli stessi obiettivi o comunque la stessa energia, avere, non so, le stesse passioni. Nella giornata mondiale dell'amicizia, e ovviamente non solo oggi, una serata tra amici, un tuffo al mare o un semplice caffè al bar ci sta. Fa bene allo spirito, ma anche e soprattutto alla salute. È vero, ma
se sei circondato dagli amici giusti. Condividere un qualcosa con un amico è sempre meglio che farlo da solo. Ci sono rapporti che nascono da piccoli e durano una vita, anche tra i personaggi famosi, come tra Carlo Verdone e Christian De Sica. Oh, when the sandy rising low on Broadway. Oh, when the sandy rising so. Un brindisi all'amicizia. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi torneremo con il calcio, apriremo con le notizie riguardanti il calendario della Serie C che è stato varato, ve lo anticipo naturalmente, il Catania giocherà in casa la prima partita con l'Inter Under 23, ma torniamo. E siamo al calcio, diramato il calendario della Serie C per la prossima stagione. Il Catania esordirà al Massimino con l'Inter Under 23, sul mercato definito l'arrivo del giovane Amendola, ma sentiamo i dettagli nel servizio di Marco Carli. Il calendario a tutti gli effetti il primo atto della stagione, di cui sancisce l'avvio. Il Catania è rimasto l'unico club a rappresentare l'isola nella terza serie. Il girone C comprende 7 pugliesi, 7 campane, 2 lucane e 2 calabresi, oltre all'Inter Under 23, novità del girone. E proprio contro la seconda squadra nerazzurra gli uomini di Longo esordiranno alla prima giornata di campionato al Massimino. Nel turno successivo, i rossazzurri, che sul mercato hanno chiuso per il centrocampista classe 2007 del Sassuolo Amendola e hanno definito la risoluzione consensuale con Luperini, saranno impegnati a Monopoli. Mentre la terza se la vedranno in casa con il Cosenza, match che arriva presto come nella scorsa stagione. Alla quarta, Etnea ancora al Massimino contro la Scafatese dell'ex Ferraro. Come l'anno scorso, le due partite più attese, con le avversarie sulla carta più accreditate, sono consecutive. Questa volta però con l'alternanza fra casa e trasferta. Arriveranno entrambe a novembre. Alla 14ª gli etnei saranno di scena alla Recchi con la Salernitana, mentre una settimana dopo se la vedranno in casa con il Bari. Gare di ritorno a marzo. Ricordiamo infine le date del campionato. Inizio nel weekend del 23 agosto, una sosta il 27 di dicembre, 3 turni infrasettimanali il 16 settembre, il 10 febbraio e il 3 marzo. La stagione regolare finirà il 25 aprile con l'avvio dal mese di maggio di play-off e play-out. E adesso al Palermo, pari ieri nell'ultima amichevole della squadra rosanero in ritiro, capitolo stadio. Oggi si riunisce il Consiglio Comunale per esaminare la proposta per la riqualificazione dell'impianto. Marco Gullà. 1-1 nell'ultima amichevole nel ritiro in Trentino per il Palermo, pareggio con la formazione greca dell'Ikralis allenata da Walter Mazzarri. In gol Leduaron nel primo tempo, poi il pareggio di Nizet nella ripresa. Il Palermo è stato schierato in campo da Inzaghi col solito 4-2-3-1 con alcune variazioni negli interpreti. Segre è stato provato da trequartista, Pierozzi come esterno alto di destra e Leduaron come prima punta. Rosanero in vantaggio al 13° calcio di punizione di Augel, colpo di testa preciso di Jeremy Leduaron. Al 60° pareggio dei greci, Ranocchia sbaglia un'apertura in orizzontale, Nizet recupera palla e dalla tre quarti con una conclusione precisa batte Fortin per l'1-1. 2 le traverse colpite dai greci. Un ottimo test, insomma abbiamo finito la partita che stiamo tutti bene, finiamo il ritiro nelle migliori condizioni e sono molto contento, soddisfatto. Adesso recupereremo qualche giorno e poi insomma partiremo per l'Australia e incominceremo a preparare la prima di Coppa Italia. Ecco. Questione stadio, il Consiglio Comunale ha deciso di anticipare i tempi di iniziare già oggi l'esame della proposta di convenzione per la riqualificazione dell'impianto di Viale del Fante. Passaggio propedeutico alla successiva votazione dell'atto, anticipandolo di un giorno rispetto al calendario inizialmente previsto. Con questo servizio si chiude Sicilia 24, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento alle 19. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.